Amici di Radio Guest, benvenuti anche in questa settimana, un nuovo ospite, abbiamo Teodoro. Ciao Teo, benvenuto. Ciao Igor. Come stai innanzitutto? Vedo che sei al mare, vedo che hai un momento libero e ti ringrazio per avermelo dedicato qui in Radio Guest. Sì, abbiamo un attimino di pausa, siamo venuti qua al mare a prendere un po' di sole, dai. Ma come mai nella tua vita, tra l'altro presentiamolo bene, Teodoro, dell'Isola d'Oro di Grado, del Goles del Monte Zoncolan, del Loft 23 di Udine, come mai a un certo punto nella tua vita hai iniziato a fare il gestore? Hai deciso, io diventerò un gestore, come mai? Ma diciamo che è un po' una passione, no? Ho cominciato col Tenda a Lignano con Lele, da lì ho capito che era il mio lavoro e ho avuto l'occasione di avere il mio primo locale, che era l'Opera di Gorizia, tramite Paolo Bartolini, tramite tutto lo staff, il primo pub di Gorizia aperto. Mi ho preso in carico di mandare avanti questa mia passione per i locali e da lì è cominciato tutto. Dopo da lì abbiamo cominciato a fare un locale a San Giovanni a Tisone, un ristorante discoteca. Nel frattempo abbiamo preso qua l'Isola d'Oro a Grado, che ormai siamo quasi al ventello, siamo quasi a 20 anni, e di là in là tutte i vari locali che ho aperto, il Glass per un periodo, adesso la nuova creatura mia di Jessica, il Loft 23, e poi la Baita in Montagna, che era una delle mie passioni che ho sempre voluto Quindi, avere come imprenditore. C'è una passione, il voler stare con la gente, voler dedicarsi alla gente, perché parliamoci chiaro, poi chi fa il gestore si stressa, è un lavoro molto stressante, giusto? Sono un po' di restrizioni che ti portano stress, perché stare con la gente non può essere uno stress nel nostro lavoro, deve essere solo un piacere, altrimenti non hai il segreto del nostro successo, è quello lì. Stare con la gente, star bene con la gente e voler stare con la gente. E una caratteristica dei tuoi locali, che ci sono sempre stati eventi, e che eventi, ma c'è una caratteristica particolare, dopo parliamo anche della ristorazione, la musica live. Ma come mai hai sempre scelto questo biglietto da visita della musica dal vivo? Ma allora, innanzitutto la musica live è una mia passione, la seguo ancora prima di aver cominciato a fare locali. Andavamo ancora al Bar a Onda a Udine a sentire gli Attenzione, che tu conosci molto bene. Da lì in poi abbiamo cominciato ad andare un po' in giro in Emilia Romagna, in Lombardia, a cercare un po' di gruppi per poterli portare qua da noi. Preferisco la parte roccheggiante del live, ma ovviamente non si può sempre fare solo quello, insomma. Vabbè, ma questo è un gusto, poi ovviamente avendo un locale a 360 gradi bisogna sapere anche accontentare tutti i target. A un certo punto io ho notato che invece ti sei specializzato molto sulla ristorazione. Adesso tutti i tuoi locali presentano un menù, un servizio al tavolo, una cucina. Ma allora, ovviamente sì, perché comunque inizialmente pensi a fare le feste, perché comunque hai una certa età, ti piace fare le feste, poi giustamente il business va avanti, il business cambia e abbiamo notato che comunque con una buona ristorazione, con il prodotto giusto e il servizio giusto puoi creare sia un business a livello culinario e abbinarlo anche alle feste. Ti faccio una domanda ovviamente di attualità, tu stai facendo il gestore, l'organizzatore anche di eventi per ovvi motivi e sta diventando uno dei lavori più difficili ultimamente, perché devi gestire il pubblico, la gente, la massa che crea inevitabilmente assemblamento. Come ti sei organizzato nei tuoi locali per rispettare quelle che sono le leggi attuali? Allora, premetto che rispettare tutte le regole è veramente difficile, se non quasi impossibile. E noi abbiamo ridotto i posti, abbiamo messo tutti i distanziamenti possibili, abbiamo messo tutte le restrizioni che i DPCM ci hanno imposto e cerchiamo di far rispettare le regole. E premetto, è veramente difficile perché purtroppo tanta gente non capisce il problema nostro, non capisce il problema di questa emergenza, e come d'altra parte invece ci sono tante altre persone che rispettano. E è complicato perché comunque abbiamo posti ridotti, la stagione si è ridotta al 50% rispetto agli altri anni, perché siamo partiti il 28 di maggio, vedremo come andrà a finire perché non si sa cosa succederà, quindi diciamo che viviamo giorno per giorno questa situazione. Oggi siamo con Teodoro Caldarulo, Isola d'Oro,
Loft 23, Baita Goles, un gestore che sta gestendo alla grande anche quelle che sono le restrizioni e che soprattutto ci fa divertire veramente 12 mesi l'anno, perché tu hai 3 locali che fondamentalmente ci fanno divertire sempre e hai tutto, veramente il completo, perché hai il mare, hai la montagna e hai pure la città, la birreria e tutto qua. Siamo con Teodoro Caldarulo oggi. Teo, io ti ringrazio per essere stato qua disponibile a Radio Guest e ti faccio gli auguri per tutta la stagione. Grazie Igor di avermi ospitato e salutiamo ovviamente tutti i tuoi ascoltatori e vi aspettiamo al Loft 23 di Udine, Isola d'Oro di Grado e Baita Goles Monte Zolfonano.